Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo a Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo l'intercessione di San Leopoldo a tutte le vostre intenzioni. E iniziamo con il canto: cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore un canto nuovo, Egli ha fatto meraviglie. Alleluia, alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché Egli ha fatto gli ha dato la salvezza alla sua destra, il braccio della sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, Egli ha fatto meraviglie. Alleluia, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo insieme questa mattina la memoria di Sant'Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa. Siamo nei primissimi secoli, circa intorno al 300, e diventa particolarmente significativa la figura di Atanasio, proprio perché proclama con forza, diventa autentico testimone con gli scritti e con la predicazione della vera divinità di Cristo, ma in opposizione, come sempre, alle autorità politiche, subì poi dei forti e dei continui esili e diventa ricordato nella Chiesa anche per aver raccontato la storia di Sant'Antonio Abate, contribuendo così a diffondere l'ideale monastico anche in Occidente. Fiduciosi allora ci apprestiamo a servire Cristo, vero Dio, chiedendo umilmente all'inizio di questa celebrazione il suo aiuto e il suo perdono. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai suscitato nella Chiesa il Vescovo Sant'Atanasio, insigne assertore della divinità del tuo Figlio, fa che per il suo insegnamento e la sua intercessione cresciamo sempre più nella tua conoscenza e nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, poiché era sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi. E non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro. Tutta l'assemblea tacque
e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto. Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta. Ne riedificherò le rovine e la rialzerò, perché cerchino il Signore anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore, che fa queste cose note da sempre. Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio, ma solo che si ordinino loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Parola di Dio. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare, egli giudica i popoli con rettitudine. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Parola del Signore. Il Signore oggi ci invita a cambiare la nostra unità di misura, il nostro punto di riferimento, proprio in questo contrasto che viene espresso in questo brano del Vangelo. Vogliamo puntare la nostra attenzione sulle regole o sulla gioia che esse danno? Indubbiamente la risposta è sulla gioia. Il Signore ci chiede questo perché la nostra gioia sia piena, la nostra gioia sia la sua gioia. Possiamo condividere questa stessa gioia e quindi avere la capacità di guardare oltre. Certo, sono importanti le regole. Se vogliamo, possiamo paragonare a dei binari o alla corsia dell'autostrada.
sono fatte per andare via più spediti, però ci sono delle regole, dei riferimenti, ma l'obiettivo è stare attenti alle regole o arrivare veloci, nel senso arrivare a destinazioni sicuri. Ecco, questo è quello che ci invita a fare, non fermarci alla regola, ma vedere la gioia e la pienezza che essa ci dà. E se sono nella gioia mi accorgo anche dei doni grandi e meravigliosi che il Signore compie intorno a me. Se sono preoccupato, nel senso di occupato prima, a controllare che tutto sia in ordine, che tutto sia perfetto, che tutto funzioni secondo le cose che mi sono state dette, non mi accorgo della meta che sto raggiungendo. Non mi accorgo della gioia che il Signore mi pone davanti e purtroppo non mi accorgo neanche della gioia di chi mi sta accanto, del fratello che ho accanto. Sono lì a guardare se sta facendo le cose giuste, come c'è scritto, e non mi accorgo se questa è la vera gioia che il Signore mi chiede di condividere. Allora alziamo oggi il nostro sguardo, no? Guardiamo a colui che hanno trafitto, ma che è vero Dio, così come ce lo presenta Sant'Atanasio oggi. Lui il Cristo, figlio di Dio, che ha già percorso questa strada, ci invita a percorrere questa stessa strada che porta al paradiso e di condividerne la gioia. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni che ti presentiamo nella memoria di Sant'Atanasio e concedi anche a noi di professare senza compromessi la verità della fede, per ricevere la salvezza riservata ai testimoni del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Gloria
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia dei familiari Lodi e Nicolardi. E di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Atanasio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito del Signore Gesù che ci porta alla gioia vera, con fede possiamo dire insieme: Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore. Godiamo esultanti nel Signore. Temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi, via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi, Cristo Dio. Fa che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati Cristo Dio, e sarà gioia immensa, gioia vera, durerà per tutti i secoli senza fine. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Preghiamo. Dio Onnipotente, la vera divinità del tuo Figlio unigenito, che in comunione di fede con Sant'Atanasio fermamente professiamo, per la grazia di questo sacramento ci dia sempre forza e ci protegga. Per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa, per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infonde in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Nome dolcissimo 160.